Benvenuti, oggi è lunedì 17 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 18:08. La luna si leva alle 21:22 e cala alle 7:20. Il 17 marzo è il giorno in cui gli irlandesi festeggiano il loro santo patrono, San Patrizio. Ma chi era questo personaggio e perché così importante per l'Irlanda? San Patrizio nacque in Gran Bretagna nel IV secolo. A 16 anni fu rapito e portato in Irlanda come schiavo. Lì si convertì al cristianesimo e dopo 6 anni riuscì a fuggire. Studiò per diventare sacerdote e poi tornò in Irlanda per predicare il Vangelo. Fu lui a portare il cristianesimo in Irlanda e a fondare le prime chiese. Si dice che usasse un trifoglio per spiegare il mistero della Trinità. Il trifoglio è diventato il simbolo della festa di San Patrizio, insieme al caratteristico colore verde. Oggi compie 86 anni il Trap, Giovanni Trapattoni, una leggenda del calcio italiano. Da giocatore vinse 2 scudetti con il Milan, da allenatore ne conquistò 8, più una Coppa dei Campioni e una intercontinentale con la Juventus. È l'allenatore con più presenze nella storia della Juve, 13 anni in totale. È l'allenatore italiano più titolato al mondo. Spegne 74 candeline Kurt Russell, uno degli attori più amati di Hollywood. Iniziò da bambino recitando in varie serie TV. A 14 anni firmò un contratto con la Disney per la quale girò una ventina di film. Nel 1983 ebbe la sua prima candidatura ai Golden Globe per il film Silkwood, al fianco di Meryl Streep. Da allora ha interpretato ruoli memorabili e ha lavorato spesso con Quentin Tarantino in film come A prova di morte, The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood. Tanti auguri anche ad Edin Dzeko, che oggi compie 39 anni. È il calciatore bosniaco più famoso e più forte di sempre. Ha giocato in 4 campionati diversi, tedesco, inglese, italiano e francese. Ha segnato più di 50 gol in 3 dei 5 principali campionati europei, impresa riuscita solo a Cristiano Ronaldo. Con la Roma è diventato il terzo miglior marcatore di sempre. Il 17 marzo 1861 nacque un nuovo paese in Europa, l'Italia. La legge che sanciva l'unificazione fu firmata da Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il regno aveva come capitale Torino e contava 22 milioni di abitanti. Si realizzava così l'idea romantica del bel paese, unito in una sola nazione, vagheggiata da Dante 6 secoli prima. Ma come si fa a quantificare la luminosità di una stella? In astrofisica si utilizza una scala, detta scala di Bortle, che va da 1 a 9. È stata introdotta nel 2001 ed indica il grado di inquinamento del cielo. 1 significa che il cielo è totalmente limpido e 9 indica il cielo urbano. La luce di sorgenti artificiali, specialmente in ambiente urbano, ostacola l'osservazione del cielo notturno, perciò si vedono solo i corpi celesti più luminosi. Maggiore l'inquinamento luminoso, meno stelle sono visibili nella zona. Buongiorno ai 12. Oggi apriamo questa settimana con una luna che sembra non andare d'accordo con Marte e Plutone. Un momento di bilanci, ma riusciranno il Sole e Saturno a contrabbilanciare tutto? Scopriamolo insieme. Ariete. Cari Ariete, seppure con 2 pianeti retrogradi sta iniziando comunque il vostro momento. È una settimana che inizia con un lunedì all'insegna dei ricordi, di qualche ripensamento e di qualche naufragio sentimentale che vi è caro un po' melanconicamente. Coraggio. Toro. Le disposizioni planetarie di oggi sembrano comunque darvi un bell'assist in termini di gruppo, squadra ed entourage lavorativo, proprio perché il caos planetario è gestito benissimo da Sole e Plutone, che rabboniscono sia Marte che Plutone, che sono attaccati dalla Luna. Forse i punti di vista non sono sempre troppo armonici, ma sicuramente voi Toro saprete trovare la via più conveniente. In amore aspettate
aspettate delle risposte. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vede il vostro Giove proteggervi e lasciarvi un po' beatamente isolati dal caos planetario. Anche se le quadrature di Saturno e Sole si stanno indebolendo, occhi aperti comunque, perché sta per arrivare un momento di grande esploit, quindi le vostre energie tesaurizzate saprete come spenderle quanto prima. Cancro, una giornata oggi che vede Marte nei vostri gradi rafforzato molto da Sole e Saturno, ma vede una quadratura della Luna molto bellicosa nei vostri gradi, per cui il vostro modo di vedere potrebbe essere un po' aggressivo e reattivo, ma la razionalità interverrà sedandovi e facendovi contenere. Oggi è un gioco di pazienza. Leone, la Luna, seppure amica, oggi fa un po' di caos nello zodiaco e soprattutto stimola Marte e Plutone, che tendono sempre a farvi vedere le cose in una maniera un po' rocambolesca. L'appoggio di Venere e Mercurio sembra essersi spento perché sono in moto retrogrado. Cercate quindi di non perdere la calma e di non vedere nemici ovunque. Vergine, una giornata oggi che vede una luna di seconda casa che vi propone delle soluzioni, ma delle soluzioni forse un po' a caro prezzo, quindi non tirate subito le conclusioni e soprattutto non tiratevi indietro, cercate invece di trovare delle soluzioni un pochino più economiche o semplicemente meno difficili nelle relazioni lavorative. Bilancia, la luna oggi tiene banco nei vostri gradi, quadrando a Marte e a Plutone e creando un po' di caos, dando anche dei giudizi un po' feroci, un po' forti. La luna abbandonerà i vostri gradi nel pomeriggio, per cui la metà di questa giornata sarà decisamente molto più congeniale. Scorpione, la luna entrerà in metà giornata nei vostri gradi, spegnendo un po' quelle fastidiose quadrature con Marte e con Plutone. La lunghezza in gradi però lascia un po' di retrogusto amaro. Probabilmente oggi qualcosa non andrà per il verso giusto. Ciò non di meno però sperate in un'altra giornata, una rondine non fa primavera, anche se ci siamo quasi. Sagittario, la vostra giornata oggi è caratterizzata da pianeti alquanto ballerini. Potreste incorrere un po' nella noncuranza di qualcuno da cui aspettavate certezze o risposte, o forse qualche dubbio sull'andazzo lavorativo potrebbe essere un po' il vostro cruccio della giornata. Una persona con molta più esperienza di voi saprà essere rassicurante e saprà darvi la direzione giusta. Venere e Mercurio sono in moto retrogrado. Oggi non è il caso di tentare di dilungarsi troppo nei dialoghi affettivi. Capricorno, una giornata che vede una luna alquanto fastidiosa, soprattutto perché rincara la tumultuosità di un Marte che subite da un po'. Sole e Saturno però sanno ben proteggervi e sicuramente nella vostra razionalità e nel lavoro troverete il modo di aggiustare le cose. Se non andate d'accordo con qualche collega e o dipendente, è il caso di pensare a delle soluzioni un pochino più drastiche. Acquario, la giornata di oggi è una giornata che vede il Plutone ospite dei vostri gradi in mattinata stimolato un po' male dalla Luna, qualche sensazione spiacevole che sparirà però lungo l'arco della giornata quando la Luna diverrà amica e sederà un po' i vostri dubbi. Intanto i pianeti stanno preparando per voi delle sorprese lavorative notevoli, arriverà qualche telefonata inaspettata. Pesci, giornata oggi molto importante per voi perché sono proprio i pianeti nei vostri gradi che tenteranno di sistemare lo zodiaco, ovvero Saturno e Sole congiunti cercheranno di dare manforte a Marte e a Plutone che se la vedranno con una luna alquanto distonica. La luna a fine giornata sarà comunque vostra amica, per cui probabilmente dovrete sedare la disarmonia e il malessere di qualcuno intorno a voi. Ciò non di meno otterrete un magnifico risultato. Quando Vincent van Gogh morì,
lasciò dietro di sé una collezione di dipinti straordinari, ma anche sconosciuti. La maggior parte delle sue opere erano conservate dal fratello Théo, che lo aveva da sempre sostenuto, ma Théo morì solo 6 mesi dopo Vincent e la sua vedova Joanna si trovò a dover gestire l'eredità artistica del cognato. Con pazienza e determinazione riuscì a recuperare molti dipinti e a organizzare una mostra a Parigi il 17 marzo del 1901. Fu la prima esposizione dedicata a Van Gogh e fu un trionfo. Il pubblico e la critica rimasero incantati dalla sua arte e la sua fama iniziò a crescere a livello mondiale. Oggi parliamo di un modo di dire inglese che avrete sicuramente sentito dire almeno una volta, soprattutto nei film o nelle serie TV. Stiamo parlando di no pain, no gain e si traduce letteralmente con nessun dolore, nessun guadagno, indicando come siano necessari l'impegno ed il sacrificio per raggiungere il risultato a cui si ambisce. Oggi vi raccontiamo la storia di un matto geniale, Alexander McQueen. Un ragazzo di umili origini, ma con una grande passione per la moda. Sua madre lo incoraggiò a seguire il suo talento, così lasciò la scuola e iniziò a lavorare. Collaborò con Romeo Gigli e Isabella Blow. Le sue sfilate furono spettacolari e originali, si ispirò a miti e leggende oscuri che trasformò con l'aiuto della tecnologia. Ma il successo ebbe un prezzo. McQueen fu tormentato da traumi infantili e da una forte depressione. Nel 2009 tentò di suicidarsi con le droghe. L'anno dopo, in seguito alla morte dell'amica Isabella e di sua madre, si impiccò nella sua casa. Aveva solo 40 anni, era il giorno prima del funerale della madre. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nel libro della vita le risposte non sono nella copertina. Ma se vi state chiedendo come iniziare la giornata domani, allora posso sicuramente consigliarvi un nuovo imperdibile appuntamento con l'Almanacco, pieno di curiosità, modi di dire e informazioni dal mondo. Grazie per essere stati con noi. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.